Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. In apertura del nostro telegiornale La Cronaca, con la tragedia avvenuta nella notte a Santa Maria la Longa, lungo la strada regionale 352, dove ha perso la vita un 24enne di Bagnari Arsia, Guglielmo Tonelli, a seguito di un incidente. Per causa del vaglio dei carabinieri della compagnia di Palmanova, intervenuti sul posto, il giovane ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, che è finita prima in un fossato per poi andare a schiantarsi contro un muretto e quindi prendere fuoco. Nulla da fare per il conducente, che è morto carbonizzato all'interno dell'abitacolo. Lo schianto è venuto alle 4:30. Sul posto un'ambulanza e vigili del fuoco del comando di Udine e del distaccamento di Cervignano. Guglielmo Tonelli era molto conosciuto a Bagnari Arsa perché è componente di alcuni gruppi musicali come batterista e sassofonista. Inoltre, ricorda l'ex sindaco Cristiano Tiussi, era molto attivo nella parrocchia di Sevegliano Privano e faceva parte degli amatori calcio Sevegliano 78. Lascia la madre Cristina, ex consigliera comunale, e il padre Roberto, ex dipendente comunale. E ora voltiamo pagina, si ridimensiona la protesta dei No Green Pass, restano comunque le polemiche. Al porto di Trieste quasi 1 migliaio di persone in piazza, davanti al porto. A Udine altra protesta di piazza nel pomeriggio. Nel frattempo la certificazione verde fa volare il numero dei vaccini fino a sfiorare quota 900.000 prime dosi. Sentiamo. Continua la protesta dei portuali ma con toni ridimensionati. Davanti ai varchi principali stamani si sono raccolti una cinquantina di lavoratori ai quali si sono aggiunte un centinaio di persone che continuano a manifestare la loro contrarietà al Green Pass. Auto, camion e tire che ieri entravano in porto attraverso accessi secondari oggi hanno utilizzato senza problemi i varchi principali. Nessuno stop e nessuna manifestazione nelle aziende, nelle fabbriche della regione dove l'attività si è svolta regolarmente con assenze in qualche modo attribuibili al Green Pass estremamente limitate. A Udine oggi nuova protesta dei No Green Pass ma ridotta per durata il numero di partecipanti rispetto a quelli di ieri. Nessun corteo e striscione e cartelli concentrati in Piazza Libertà. Sul tema oggi è intervenuto il vicegovernatore Riccardo Riccardi. La libertà per me è vita e la vita non è i morti che abbiamo contato. Non sono le persone che si sono ammalate, non sono le persone che hanno lottato ricoverate dentro gli ospedali, non sono i sanitari costretti a rincorrere e anche a contagiarsi rispetto a quello che è accaduto, non sono i lockdown con le persone chiuse in casa, questa non è vita. E quindi o entriamo nella logica di rispettare gli altri rispetto alle proprie opinioni, nessuno le mette in discussione, ma guardando l'oggettività dell'evidenza scientifica che ci sia che il vaccino è la risposta. Nel frattempo la certificazione verde fa sentire i suoi effetti sulla campagna vaccinale. Sono 890.000 le persone a cui è stata somministrata almeno la prima dose, 18.000 complessivamente le dosi inoculate negli ultimi 7 giorni. Di contro aumenta anche il numero dei tamponi processati negli ultimi 2 giorni, ovvero 39.700. C'è un aggiornamento per quanto riguarda il porto di Trieste. Il traffico marittimo oggi vede presente una decina di navi ormeggiate, incluse petroliere e navi da crociera, aperto sebbene con qualche rallentamento al traffico ferroviario. Guardando al traffico stradale degli accessi ai 2 varchi del Porto Nuovo 1 e 4, 2.200 il numero comprensivo dei mezzi pesanti, 900 gli ingressi di questa mattina entro le ore 14, si tratta di circa la metà dei transiti medi. Nessun blocco o sciopero al porto di Monfalcone dove le attività proseguono regolarmente. L'autorità di sistema portuale ha attivato anche un punto tamponi presso l'ambulatorio medico del Porto Nuovo di Trieste, riservato a tutta la comunità portuale. 50 i tamponi effettuati nella giornata di ieri, in aumento esponenziale le prenotazioni per la giornata odierna. Per quanto riguarda il numero dei vaccinati, prima dell'introduzione del Green Pass, dalle stime risulta il 60% nel porto di Trieste e il 76% per quanto riguarda quello di Monfalcone. È diventata protagonista ieri, sporgendosi dal proprio balcone inveendo contro i No Green Pass. Lei è Rosalina, per anni emigrante in Sud America, rientrata in Italia, chiede scusa per essersi lasciata un po' andare, ma allo stesso tempo dice: la libertà è fuggire come me dalle guerre e non questa. La libertà è farsi il vaccino e non l'ignoranza. Sentiamola. L'ho fatto perché mi sembrava una cosa non giusta, perché tutti siamo liberi delle nostre espressioni, delle nostre libertà. Io mi sono comportata piuttosto, dovevo essere più educata, però ho risposto
ai loro segnali che mi mandavano da sotto. Se mi facevano le corna, io le ritornavo le corna. Se mi mettevano un dito malmesso lo mettevo, se mi mandavano baci, io le mandavo baci. Sono rimasta molto, molto disillusa. Può darsi che io sia ancora dell'epoca antica, non le dico che no, però non ho visto rispetto, non ho visto la libertà che voi parlate tanto. Per me è stata una grande delusione. Che cos'è per lei la libertà? La libertà è adesso l'opportunità che ci ha dato la scienza di fare un vaccino e poi la libertà è uscire da un paese, da una guerra, da una dittatura che voi non ve la immaginate neanche cosa vuol dire. Non la ritengo una mia collega, parole pesanti quelle del questore di Gorizia, rivolte alla poliziotta, no Green Pass Schilirò, attualmente sospesa dal servizio, e dice: quando entriamo in servizio facciamo un giuramento con determinate condizioni, tra le quali non far parte di un partito politico, non fare sciopero, e quindi siamo consapevoli di cosa andiamo incontro se indossiamo una divisa. Sentiamola in questa intervista a cura di Daniele Paroni. Da uomo delle istituzioni c'è un agente di polizia che in queste settimane ha fatto parlare di sé, e questa signora è originaria proprio di Gorizia. Io per la verità lo so che può sembrare strano, ma io sono molto aggressivo su queste cose, non la ritengo nemmeno una collega, perché ritengo che se avesse voluto sposare determinate cause avrebbe dovuto prima dare le dimissioni, e perché noi abbiamo dei regolamenti, abbiamo fatto un giuramento, e quindi le legittime idee o opinioni che possa avere, noi sapevamo quando siamo entrati di avere delle compressioni dei diritti. Non possiamo iscriverci a un partito politico, non possiamo partecipare a comizi, non possiamo fare sciopero, lo sapevamo, e quindi non sto neanche a discutere, perché, come dire, per me non riesco a trovare una giustificazione, non è neanche più una collega per me. Quindi. Chiudiamo questa pagina dedicata all'emergenza sanitaria con il bollettino quotidiano: 5.303 tamponi molecolari oggi, 123 i nuovi contagi con una percentuale del 2,32%, 15.812 test rapidi antigenici, 10 casi, 0,06%. Un decesso, un 82enne di Palazzolo dello Stella, 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, 37, quindi scendono di 4 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Poco meno di 200.000 cittadini del Friuli Venezia Giulia saranno chiamati nuovamente alle urne a 2 settimane dal primo turno delle amministrative. Domani si tratta degli abitanti di Trieste e San Vito al Tagliamento interessati dal ballottaggio per le elezioni al sindaco. Si vota dalle 7 alle 23 e anche il lunedì dalle 7 alle 15. A Trieste si sfideranno Roberto Di Piazza del centrodestra e Francesco Russo del centrosinistra. A San Vito al Tagliamento si contendono la poltrona di sindaco Alberto Bernava, espressione di 3 liste civiche, e Valerio Delle Fratte per il centrodestra. Voltiamo pagina, triplice taglio del nastro oggi al progetto autismo di Feletto, inaugurati un murale su un campo di basket e calcetto, nuovi gruppi appartamenti attivi per giovani adulti affetti da autismo. Sentiamo la presidente Elena Bulfone. Elena Bulfone, una triplice inaugurazione, campo sportivo, murales, nuovi locali. Sì. È una tappa importante che cade nei 15 anni di progetto autismo, un grande orgoglio, un cammino sempre in progress. Fra poco anche avremo la presentazione del nostro libro, che è un libro sulla vita della mia famiglia con Alessandro insieme a mio marito e mia figlia, ma anche di quello che è stata la fondazione di Progetto Autismo, una realtà unica fatta di persone vere, di genitori che lavorano gratuitamente per la collettività. Oggi una grande tappa, un grande sogno che si è realizzato. Come può un'idea folle diventare una grande realtà? Sì, è stato un sogno che è partito da me, che si è realizzato con la forza delle braccia, delle menti e dei cuori di tantissimi genitori e volontari, delle imprese del territorio, delle istituzioni, in modo che tutti possano capire che quando si fa rete si raggiungono grandi obiettivi.
Il Covid ha messo in crisi l'istituto Tomadini, la ferita finanziaria è stata di 600.000 euro per mancate rette affitti e servizi, ma ora il collegio guarda con più speranza per il futuro nel 50° anniversario. Un istituto che dà lustro alla città è il Tomadini di Udine, che oggi ha compiuto 50 anni. L'anniversario non è stata solo l'occasione per dedicare le nuove aule studio alla memoria del maestro cavaliere Aldino Tosolini, ma anche per tracciare un bilancio del collegio che ospita 224 studenti e che ha risentito del Covid, rischiando di minarne la stessa sopravvivenza. La ferita finanziaria è stata troppo profonda, quasi 600.000 euro per mancate rette servizi e affitti dell'attività collaterale. Al dolore, ha rimarcato Don Segato, è subentrata l'umiliazione perché la fondazione ha dovuto vendere l'immobile prospiciente il campo da calcio. Abbiamo venduto o svenduto, come volete, a una benefica istituzione, per fortuna, non a un branco di avventurieri e speculatori. Il Tomadini vede con maggior ottimismo però il futuro, ma essenziale rimarrà il contributo della Regione, che già a fine luglio ha provveduto a un ristoro. Sipario alzato su Dedica, rassegna letteraria con protagonista lo scrittore Paolo Rumiz, che ha parlato di Europa, di Green Pass e della protesta dei portuali. 8 giorni di incontri, libri, teatro, cinema, musica, 3 mostre per un totale di 12 appuntamenti. È stata inaugurata oggi a Pordenone la 27ª edizione Dedica, un festival unico nel panorama delle rassegne letterarie. Grande protagonista lo scrittore Paolo Rumiz, che oggi è intervenuto anche per presentare l'ultima sua opera, Canto per l'Europa, il primo vero libro, come lo ha definito l'autore, della mia vita, frutto di un viaggio interiore durato 3 anni. Un'Europa, ha detto il giornalista, che ha fallito sotto molti punti di vista, soggiogata da una classe burocratica che non tiene abbastanza conto delle diversità, ma pur sempre unica grande realtà che risulta migliore a molteplici nazioni. Perché, ha ancora sottolineato Rumiz, non è che alzando i muri si vive meglio. Quindi lo scrittore ha voluto parlare anche della lotta dei no Green Pass, in particolare dei portuali, vista come un tradimento da parte della classe dei lavoratori nei confronti del presidente dell'autorità portuale, che li ha sempre trattati con un atteggiamento d'affetto. Lavoratori che secondo Rumiz sono comandati da forze esterne perché culturalmente molto deboli e facili da raggirare da quella che lo stesso autore definisce uno dei mali del nuovo millennio, la demenza da tastiera. A Udine svelate le 50 opere protagoniste della mostra Le forme dell'infinito nelle rinnovate sale di Casa Cavazzini. Si chiama La forma dell'infinito ed è la mostra aperta oggi e che si chiuderà il 27 marzo, che trasformerà Udine in una città di richiamo in Italia e in Europa per gli amanti della grande arte. L'esposizione è nella rinnovata sede di Casa Cavazzini, che diventerà in questi mesi lo spazio teatrale dove 50 opere strepitose avvicineranno i visitatori in un racconto capace di toccare il cuore e l'intelligenza e di stupire con colpi di scena, di bellezza e privilegi assoluti. Testimonianze dell'arte moderna e contemporanea, come il dipinto Natura morta davanti a L'Espérance di Paul Gauguin, un vero e proprio testamento spirituale dell'artista, per la prima volta esposto a livello mondiale. Pare impossibile che l'infinito possa essere contenuto in una forma, eppure in 2 casi succede. In un'opera d'arte che può spalancarti davanti il panorama dell'immensità, oppure nel cuore umano, che anche se è il cuore di una piccola creatura ha una sete di infinito fortissima. Tra le firme dei 50 capolavori figurano anche Monet, Cézanne, Sisley, Matisse, Kandinsky e Picasso. Opere che giungono da 9 paesi d'Europa, collegando la città friulana con straordinarie capitali culturali, tra cui Parigi, Londra, Vienna, Barcellona, Praga, Mosca, con 11 capolavori mai visti al pubblico, in particolare 6 dei quali totalmente inediti. In chiusura 2 notizie dello sport, il Pordenone Calcio sollevato Massimo Rastelli dall'incarico di allenatore e poi la buona notizia, Caterina Venturini, medaglia d'oro mondiale alla prova individuale di bocce. Con questo abbiamo concluso e vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione. Arrivederci.